torna a essere centrale. Ecco la ragione per la quale io provo una sincera emozione e voglio ringraziare di cuore Graziano Del Rio e Giovanni Pistorio, perché abbiamo avuto una collaborazione fortissima anche da parte della Regione. Voglio ringraziare la Circumettenea, il suo commissario, ma anche i suoi dirigenti e i lavoratori, tutti. E consentitemi di ringraziare anche i lavoratori delle imprese che hanno lavorato. Perché, Graziano, noi abbiamo fatto tutto questo con un'impresa che ha conosciuto uno dei momenti più difficili della sua storia, con un commissariamento, in mezzo a mille difficoltà, con difficoltà di credito, e devo dire che è stato anche grazie ai dipendenti, ai lavoratori, ai dirigenti di una vera grande azienda, sia pure in difficoltà, che oggi questa strappa viene a essere realizzata. Grazie, ecco la ragione della mia felicità. Grazie di cuore. Mi ha chiesto di intervenire di Giambattista, che ha dimenticato un ringraziamento. Comunque avevo chiesto, appena passata il microfono al sindaco, ho una dimenticanza per me grave, quella di ringraziare tutti i lavoratori che nella criticità che si sono determinate, difficoltà gestionali delle aziende, hanno lavorato anche di notte. I lavoratori, tutta la struttura dirigenziale e tecnica della Circumettenea. Faccio un ringraziamento particolare all'ingegner Fiori e alla sua squadra. Un ringraziamento anche se solo una rappresentanza parziale della commissione che ho nominato ministeriale per le verifiche e prove, che hanno lavorato anche i sabati e domenica e qualche volta, un paio di volte la notte. Un ringraziamento totale a tutti, spero di non aver dimenticato nessuno, ma ripassiamo il microfono di nuovo. Intanto ovviamente per me è un piacere essere qui stamattina, lo dico da catanese, da assessore regionale, e mi piace, seppure alla fine, che l'ingegner Di Giambattista, che tutti ringraziamo e stimiamo, io ho riscontrato, non lo conoscevo, ma ho scoperto quanto fosse bravo dal racconto e dalle relazioni che i dirigenti della regione hanno con lui, dalla stima reciproca che lui ha voluto anche ricordare, perché questo lavoro si fa in squadra. Il sindaco di Catania oggi conosce una giornata molto bella, io da cittadino catanese la condivido con lui. È chiaro che Catania beneficia di scelte importanti e di interventi finanziari importanti. Io sono qui per dire che la regione siciliana, che ho l'onore di rappresentare, sulla Circumettenea, ma su tutto il sistema trasportistico catanese sta investendo moltissime risorse, non soltanto perché oggi l'assessore sono io e quindi ho una particolare sensibilità, ma perché c'è una oggettiva possibilità di sviluppo attorno a questa città e alla sua capacità di intrapresa. Per questo è anche importante che le imprese catanesi, seppure in difficoltà, possano farcela e dare lavoro a tanti lavoratori e dare sviluppo. A me non piace soltanto piacerci di quello che abbiamo già fatto, ma di quello che stiamo per fare. E in questo senso, non lo faccio per piaggeria, io devo ringraziare Graziano Del Rio, perché è un interlocutore appassionato, sensibile, molto aperto verso il Sud, soprattutto quel Sud come Catania, che hanno capacità dinamiche di sviluppo. Noi stiamo facendo investimenti importanti. Oggi inauguriamo questa stazione, ma noi sappiamo che da qui al 2022, ed è un impegno che abbiamo preso sottoscrivendo questa mattina un protocollo, apriremo la tratta Stesicolo-Aeroporto, che è una cosa di importanza straordinaria. Se consideriamo, visto qua il dirigente del RFI, che all'aeroporto apriremo anche la stazione ferroviaria, se avanzeremo sul processo di interramento del nodo di Catania e della tratta Bicocca-Pucella, consentendo all'aeroporto di Catania di sviluppare la sua capacità attraverso una nuova pista più lunga, se faremo come stiamo facendo, il Ministero ha già finanziato nel Fondo di Sviluppo e Coesione la terza corsia della Transitalia di Catania, e a settembre avremo il progetto esecutivo e quindi l'avvio dei lavori per la Catania-Ragusa, e mi fermo qui. Voi comprendete che questa città è lo snodo trasportistico economico dell'intera regione, che sta riprendendo un cammino faticoso ma assolutamente positivo, in un rapporto di grande sinergia che c'è con la città di Catania, col governo nazionale, perché qui abbiamo fatto delle scelte precise e queste scelte cominciano a diventare realtà. È una bella giornata, ma ve ne saranno delle altre. Auguri a tutti, auguri a Catania.
Grazie, allora buongiorno a tutti, grazie Enzo, grazie signor Sindaco per l'invito a essere qui con voi oggi, grazie alla signora Prefetto, a tutti voi che siete qua, ai cittadini, ai lavoratori, davvero anch'io mi unisco ai ringraziamenti per tutti coloro che hanno lavorato intensamente per permettere oggi questa apertura. È un passo che facciamo, ha detto bene l'assessore regionale Giovanni Pistorio, stiamo collaborando davvero intensamente e credo che oggi non stiamo dimostrando che non facciamo solo promesse ma facciamo fatti. Oggi chiudiamo un cantiere e ne apriamo un altro e questo è il segno di una città in movimento. Va fatti i complimenti al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale, perché è vero che l'ingegnere Di Giambattista, che è il dirigente del mio ministero, ha fatto un lavoro straordinario, lui con tutti i suoi collaboratori, ma è anche vero che le cose si muovono se tutti lavoriamo insieme e a Catania le cose si muovono molto rapidamente e questo mi fa un immenso piacere, perché vedete dobbiamo correre e questo è il motivo per cui anche si è fatta tanta sollecitazione, no, Giovanni, per poter aprire questo cantiere. Enzo mi chiama spessissimo per verificare tutte le questioni anche burocratiche. Anche oggi abbiamo firmato questo protocollo per accelerare le pratiche che portano all'apertura del cantiere verso l'aeroporto, quindi c'è davvero un lavoro di squadra straordinario, molto importante, ma dobbiamo correre, tenetelo presente, perché l'Italia ha un ritardo gravissimo sui sistemi di trasporto urbano. Con la legge 56 del 2014 noi abbiamo istituito le aree metropolitane, che poi la Regione Sicilia ha pure recepito, ma le aree metropolitane, che sono un motore di sviluppo e di occupazione, perché nelle aree metropolitane si può creare molto più lavoro che altrove, nelle aree metropolitane per poter vivere e per poter far crescere le aziende e le persone hai bisogno di sistemi di trasporto pubblico. Pensate che a Parigi, a Londra, a Madrid solo il 30% delle persone usa il trasporto privato, solo il 30% delle persone. In Italia più del 65% delle persone usa l'auto per muoversi. Quindi noi dobbiamo correre perché abbiamo meno chilometri di metropolitane in tutta Italia che nella sola Madrid. Madrid ha 290 chilometri di metropolitane, in tutta Italia ne abbiamo meno di 230, quindi capite, abbiamo bisogno di correre per recuperare questa distanza. Per questo abbiamo fatto insieme alle regioni, su sollecitazione dei sindaci delle città metropolitane, un grande piano di espansione finanziato con 1.200 milioni, un grande piano di espansione delle reti metropolitane in Italia. Catania ne è al centro con un progetto ambiziosissimo, ma c'è anche Napoli, c'è Milano, c'è Torino, c'è Palermo, c'è Firenze, ci sono tutte le principali città dove vogliamo davvero recuperare questo scarto che abbiamo. Più rete metropolitana vuol dire meno traffico, meno congestione, più qualità di vita, più sicurezza dei tempi di arrivo, più sicurezza nel modo di essere trasportati. Questa è la scelta che dobbiamo fare, spostare i camion dalle strade al ferro, spostare le persone dall'auto privata ai sistemi di trasporto pubblico. Sono due direzioni molto chiare, molto nette che abbiamo preso. E i successi di Catania, caro Enzo, ci inorgogliscono, sono i successi tuoi, della Regione, nostri, di tutti voi, ma danno anche una speranza al Paese, la speranza al nostro Mezzogiorno, perché è il segno che ce la possiamo fare insieme. Grazie. Allora Graziano, l'appuntamento è all'inizio della primavera per arrivare a Piazza Cesicolo partendo da Lesima e subito dopo le ferrovie dello Stato faranno la loro parte sulla dorsale ionica. Una notizia tecnica per l'efficienza della gestione aziendale. Noi abbiamo gestito, prima parlato dei tempi, ma sinteticamente volevo dire che con tutto il programma che c'è stato, l'allungamento dei tempi, i problemi, le criticità che spesso portano a costi abnormi, noi abbiamo contenuto il costo di questa doppia tratta, 2 km, in 81 milioni di euro, circa poco più di 40 milioni di euro a chilometro, non credo